Mister Didu, partiamo da un dato iniziale perché ha segnato subito, si aspettava un ingresso così prepotentemente positivo in campo da parte di Enoch Barua, l'ha messo ovviamente anche per questo. Ma diciamo che è stata una partenza molto positiva da parte di tutti, abbiamo cercato di lavorare su questo perché nelle ultime partite, nei primi minuti abbiamo rischiato qualcosina e siamo andati sotto. Oggi era una mia richiesta nei confronti della squadra, del gruppo, cercare di azzannare la partita, di cercare di partire con grande fiducia, con grande positività, e questo i ragazzi l'hanno fatto. Non è che nelle partite precedenti non l'abbiamo fatto, però gli episodi ci hanno un po' condannato. Oggi siamo partiti bene, Enoch è un giocatore che per caratteristiche abbiamo cercato e ha completato il nostro reparto. Oggi c'è stato bisogno subito dall'inizio e si è fatto trovare pronto. Fisicamente sicuramente ha bisogno di lavorare un po' con noi, però ha lavorato per la squadra e secondo me ha fatto un grande gol. Ecco, una vittoria come questa in una partita così importante, cosa può cambiare anche nella testa della sua squadra per il futuro di questa stagione importante? No, ma questa vittoria non deve cambiare nulla, anzi siamo già passati dalla vittoria con il Chievo in casa, che era un momento delicato, dalla vittoria col Sant'Angelo. Abbiamo avuto un calendario molto molto difficile, affrontando tutte squadre che in questo momento secondo me anche più avanti saranno in alta classifica. Noi dobbiamo avere una convinzione che noi dobbiamo giocare delle partite con grande ritmo, con grande intensità sempre, e non smettere di fare quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto nel primo tempo, nella prima mezz'ora, perché quello è quello che ci porta magari a disputare delle partite importanti. Poi siamo calati un pochino, abbiamo rallentato un po' troppo nella fase di non possesso, e lì concedi un po' troppo campo all'avversario, e poi può succedere in questa categoria, in questo girone qui. Ci sono squadre molto forti come la Folgore, che ha dei giocatori importanti che da un momento all'altro ti possono mettere in difficoltà, e purtroppo questo è successo. Però dopo devo dire che i ragazzi, anche nella fatica, anche un po' in emergenza, abbiamo fatto veramente un finale in crescendo, ci abbiamo creduto da un calcio d'angolo loro, e siamo ripartiti, abbiamo fatto un gran gol. Gli episodi purtroppo, per fortuna, sono determinanti e noi dobbiamo lavorare per essere incisivi appunto in questi episodi. Venerdì a Sesto San Giovanni siamo stati penalizzati e oggi abbiamo avuto la bravura e la fortuna di portare la partita dalla nostra parte.